Ciao a tutte le videoamatrici e videoamatori di Senza Fissa Dimora, benvenuti in questo nuovo video che rifaccio per la quinta volta perché il signor YouTube non ne vuole proprio sapere di caricare delle buone notizie. Le buone notizie non le vuole. Non è vero quello che c'è scritto nell'algoritmo, che vuole dare agli utenti un'esperienza piacevole, perché piacevole dipende da quello che lui intende come piacevole e soprattutto da quello che intendono le lobby che lo manovrano. Al di là di questo, riproviamo. Userò più sinonimi possibile, cercando di non perdere il significato centrale che vorrei passare a voi con queste due buone notizie. Due buone notizie che vi do il giorno 2/20/22. Due buone notizie, non una ma due buone notizie, sperando che il numero 2 sia un segnale positivo anche per uccidere definitivamente l'algoritmo di YouTube. La prima buona notizia riguarda la Svizzera e qui comincerò con i sinonimi. La Svizzera infatti toglie tutte le misure covidiste o covidiote. In parole povere è libera, la Svizzera è libera, non ci si deve più coprire la faccia né all'esterno né all'interno. Dopo vedremo le uniche due eccezioni. Non si deve più presentare nessun passepartout verde, grigio, bianco o rosso in nessuna ristorante, ospedale o via dicendo. Decadono tutti gli obblighi e follie varie collettive per quello che riguarda manifestazioni private e manifestazioni pubbliche. Una cosa che ci tengo a dirvi, che magari interessi molti, che ho visto che quasi nessuno ha pubblicato, anzi nessuno dei video che ho visto io che trattava l'argomento ha pubblicato questa notizia, cioè che per entrare adesso in Svizzera non c'è più nessun obbligo, non si deve rispettare nessun protocollo particolare. Praticamente si ritorna a una situazione di qualche mese fa, perché va detto che la Svizzera comunque questa tipologia di restrizione su chi entrava in territorio elvetico ha usate, le ha adoperate, le ha sfruttate, se si può dire così, ultimamente solo per un periodo molto breve. Era una di quelle che comunque ha sempre concesso l'entrata nel proprio paese a tutti senza chiedere niente di che. Chiaramente se voi andate in Svizzera per turismo, però al momento che ritornate in Italia, quello che fa fede è l'Italia, purtroppo. Rimangono in vigore solamente la copertura della faccia negli ospedali e sui mezzi pubblici. Tutto il resto è libero. Seconda buona notizia riguarda la Danimarca, che anche lei ha praticamente seguito la stessa linea della Svizzera, nel senso nel far decadere tutte le forzature, tutte le follie, tutte le pazzie covidiste e covidiote che ne risultano da questo periodo distopico. Lo ha annunciato poche settimane fa, che proprio da questi giorni, anzi dalla settimana scorsa in poi, in maniera neanche tanto graduale, tutto scomparirà. Una cosa che però va detto, che è una prima mondiale, cioè sarebbe la prima volta che succede, se succede veramente, perché questa è una proposizione che è uscita a livello governativo danese, che è quella di fermare tutte le forature. E qui devo stare molto attento perché l'algoritmo praticamente questa notizia qui non la vuole assolutamente dare, essendo anche la prima a livello mondiale, la prima nazione che farebbe un'operazione del genere, quindi bloccare, fermare tutte le forature. Ripeto, va detto che i forati in Danimarca sono una percentuale paragonabilissima a qualsiasi altro paese europeo. I forati per la seconda volta, per la terza volta sono addirittura inferiori alla media europea, quelli per la terza volta ancora di più, ma questo non impedisce al governo danese di dichiarare praticamente la fine delle forature, dell'obbligo delle forature o del falso obbligo delle forature, o anche proprio la fine della possibilità delle forature. Quindi diventa un no sense forarsi, diventa una cosa che non rispecchia nessuna delle aspettative. In buona sostanza è basta, fine, stop. Questo per il governo danese. Scompare anche l'obbligatorietà di isolamento in Danimarca, quindi chi ha il raffreddore o l'influenza può tranquillamente girare per strada senza nessun problema.
Chiudo facendo un ringraziamento particolare a tutti quelli che mi hanno fatto delle donazioni in questo periodo, che sono stati tanti, anche con le donazioni importanti. Mi avete sorpreso molto molto piacevolmente, mi date una grande motivazione per continuare, per dedicare sempre più tempo a nuovi video, a nuove collaborazioni, a nuove interviste, a nuove live e a variare sempre di più gli argomenti trattati su questo canale, che chiaramente per fare tutto ciò richiede sempre più tempo da parte mia, ma ripeto, il vostro sostegno è la migliore delle motivazioni, veramente mi sprona proprio da dentro a continuare e spero che sia reciproco, spero di darvi più informazioni possibili, magari riuscire a darvi più buone notizie possibili sarebbe veramente l'ideale, ma dobbiamo anche comunque valutare quelle che non sono buone notizie semplicemente come per prenderle come non esempi da seguire, quindi esempi da non seguire, allo stesso modo che se ne prendono altri che invece sono esempi da seguire, come ad esempio questo danese. Vi ringrazio, vi invito a mettere un pollicione in su, a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, a condividere questo video sui vostri social. Grazie e alla prossima.